Il Friuli Venezia Giulia ha i numeri e l'esperienza per ospitare la sede di un'agenzia europea per le lingue minoritarie, ad affermarlo il presidente di Arlef, Eros Cisilino, secondo il quale ci sono buone speranze che l'agenzia attesa da anni possa essere finalmente istituita. È tempo che il Parlamento europeo si avvalga delle competenze del Friuli Venezia Giulia per istituire un'agenzia europea per le lingue minoritarie con sede proprio nella nostra regione. Lo ha ribadito il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, che ha partecipato all'ultima seduta plenaria che l'intergruppo europeo Minoranze Tradizionali, Comunità Nazionali e Lingue ha tenuto a Strasburgo. È una proposta che comunque arriva dal passato, ma viene ripercorsa anche in questo momento proprio perché in Friuli c'è un unicum di lingue che trovano in questa regione, che tutto sommato non è vasta, ma ha queste peculiarità che si ritrovano difficilmente nel resto d'Europa. Cisilino auspica nel ripristino dei fondi economici a sostegno delle minoranze soppressi 20 anni fa. Qualche fondo può essere sicuramente dedicato alla nostra causa, che è interessante proprio perché valorizza i popoli europei, e l'Unione Europea ha appunto questa caratteristica di essere composta da popoli, da minoranze.